Terza corsa, premio Ideal ZS. Sono 3 anni non vincitori di 5.000 euro in carriera, 9 al via. Intanto vediamo problemi già per Allure. 1 Azzurra Tab, 2 Amapola, 3 Aton delle Badie, 4 Aria Pink, 5 André dei Veltri, 6 a Energy Pool. In seconda fila 7 Allure, che è già fuori corsa praticamente, 8 Achille Jet, 9 Abuelo. Vediamo l'errore anche di Andrea dei Veltri. Velocissimo, Aria Pink con Gianvito D'Ambroso, prende il comando su Azzurra Tab, poi l'esterno Aton delle Badie, cerca di mettersi alla corda Amapola ma il posto non c'è, viene preso da Achille Jet numero che va 6 ad Energy Pool, squalificato. In vantaggio Aria Pink, attaccata però da Aton delle Badie. Reagisce Gianvito D'Ambroso con la figlia di Libeccio Griff, quindi Aton delle Badie ora avrebbe il posto per sistemarsi secondo. Vediamo la scelta di Giuseppe Prestipino, rimane ai fianchi del battistrada, 400 in 32, insiste Aton delle Badie ma lo respinge Aria Pink, se le danno di brutto i due, con la femmina che continua a respingere Aton delle Badie. 600 in 46 scarsi, insiste Giuseppe Prestipino e sembra reagire ancora bene Aria Pink. Il primo giro addirittura in 1 minuto e 8 decimi, 14,9, che è notevole per la categoria, mentre a 30 metri conduce il gruppo Azzurra Tab, affiancata ora da Abuelo. Insiste Aton delle Badie, fa sul serio, ma Aria Pink vende cara la pelle. Arriviamo al chilometro in 1,16 secco, con sempre in vantaggio la femmina, ma Aton delle Badie insiste al largo, mette mezzo cavallo davanti all'avversaria e sembra sul punto di poter passare. A 400 metri dalla conclusione Aton delle Badie in vantaggio su Aria Pink, mentre si avvicina Abuelo, ma Aton delle Badie ancora a buon vantaggio e fornisce l'errore di Abuelo che era ai lati di Azzurra Tab. Ora Aton numero 9 Abuelo squalificato nei confronti di Aria Pink. Aton delle Badie viene nettamente a vincere questo figlio di Ganymede, oggi fornisce una ottima prestazione, mentre per il secondo posto Achille Jet di spunto regola una comunque valida Aria Pink. 1,16,9 la media al chilometro per questo Aton delle Badie. Finora aveva fatto pochi in carriera ma oggi ha dimostrato di essere un buon cavallo questo figlio di Ganymede, Laura delle Badie. Per la scuderia Le Badie il training di Eric Bondo, la guida di Giuseppe Prestipino, non ha lasciato respirare Aria Pink, che ha provato a ribattere ed è passato ai 400 finali per vincere bene, mentre seconda l'altra allieva di Battista Congiu, che fa secondo e terzo Achille Jet con Enrico Bellei. La quota per Aton delle Badie 3,27.